Sport noi stiamo unendo lo spettacolo e oltre anche al turismo, ma soprattutto lo spettacolo in quanto sarà il pattinaggio, noi lo chiamiamo il nostro pattinaggio acrobatico. Consegneremo 72 titoli italiani agli atleti, vi parteciperanno 4 campioni del mondo, 3 campioni europei. Sarà uno spettacolo davvero in quanto tutti questi ragazzi, oltre 420 ragazzi che vi parteciperanno, riempiranno la città di Catania e non solo. Un grazie va a tutti gli enti che hanno patrocinato l'evento, dal Comune di Catania alla Regione Siciliana, al CONI, a tutti i nostri sponsor, che sono tantissimi, che hanno creduto in questo grande evento. Quindi vi aspettiamo tutti al Pala Catania dal 5 al 12 e poi il 13 e 14 saremo a Piazza Nettuno. La città viene coinvolta sia in strutture indoor ma anche all'esterno. Sì, questa è una volontà soprattutto del nostro presidente nazionale, l'onorevole Aracu, che vuole che lo sport vada nelle piazze, vada nelle strade e non si vada a chiudere nei palazzetti. Però alcune discipline sono obbligatorie dentro i palazzetti, ma le due più spettacolari le stiamo portando proprio a Piazza Nettuno perché è una piazza che si presta, soprattutto perché siamo sopra il mare.